Eder. Mech. Pallister. L'asfissia indotta tramite cuscini rappresenta un metodo di omicidio che sfrutta meccanismi fisiologici per causare la morte. Questo approccio si basa su una comprensione dell'anatomia e della fisiologia umana, oltre che sulle proprietà dei materiali coinvolti. 1. Ostruzione delle vie aeree. L'applicazione di un cuscino sul viso impedisce l'ingresso di aria nei polmoni, bloccando sia la bocca che il naso. Questa ostruzione impedisce lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, essenziale per la sopravvivenza cellulare. 2. Proprietà dei materiali. I cuscini sono tipicamente realizzati con materiali morbidi e comprimibili, come fibra di poliestere, piuma d'oca, o schiuma a memoria di forma. Quando premuti contro il viso, questi materiali possono conformarsi alla forma del viso, creando un sigillo che limita ulteriormente l'accesso all'aria. 3. Resistenza del tessuto. La resistenza offerta dai tessuti del cuscino, spesso in cotone o poliestere, contribuisce a mantenere l'ostruzione delle vie aeree. Anche se il tessuto può sembrare permeabile all'aria, quando compresso contro il viso, la permeabilità si riduce notevolmente, soprattutto sotto il peso di un corpo umano. 4. Fisiologia dell'asfissia. La mancanza di ossigeno e l'accumulo di anidride carbonica nel sangue innescano una cascata di eventi fisiologici, compresa l'acidificazione del sangue. Senza un intervento tempestivo, questo squilibrio porta rapidamente a danni cerebrali irreversibili e alla morte. 5. Fattori temporali. La rapidità con cui l'asfissia può causare danni significativi varia, ma in condizioni di completa ostruzione delle vie aeree, la perdita di coscienza può verificarsi entro pochi minuti. La morte cerebrale e il successivo arresto cardiaco possono seguire entro un lasso di tempo relativamente breve. Dal punto di vista medico-legale, l'identificazione dell'asfissia da cuscino come causa di morte può essere sfidante. L'assenza di segni esterni evidenti di trauma e la possibilità che le prove fisiche siano minime complicano l'indagine. Gli esami autoptici devono quindi concentrarsi su segni meno evidenti, come petecchie negli occhi o sul viso, edema polmonare acuto, o segni di ipossia nel tessuto cerebrale. L'utilizzo di cuscini per indurre asfissie sfrutta meccanismi biologici e fisici complessi per provocare la morte. La comprensione di questi processi non solo aiuta a comprendere la gravità di tali atti ma sottolinea anche l'importanza delle tecniche forensi avanzate per l'identificazione e la persecuzione di tali crimini. In caso di soffocamento con un cuscino, i segni lasciati sulla vittima possono essere sottili e non sempre immediatamente evidenti. Dato che l'azione di soffocare con un cuscino non richiede la forza diretta che potrebbe causare lesioni visibili esterne, come contusioni o lacerazioni. Gli indizi di un tale atto possono richiedere un'analisi approfondita durante l'autopsia per essere identificati. Ecco alcuni dei segni e risultati che l'autopsia può rivelare. 1. Petecchie, piccole macchie rosse o viola, emorragie puntiformi, possono apparire sugli occhi, sulle palpebre, e talvolta nella zona del viso e del collo. Queste sono causate dalla rottura di piccoli vasi sanguigni a seguito dell'aumento della pressione nel capo durante lo sforzo di respirare contro l'ostruzione. 2. Congestione facciale. Il viso della vittima può presentarsi insolitamente rosso o violaceo a causa della congestione venosa, risultato dell'ostruzione delle vie aeree. 3. Edema polmonare. I polmoni possono apparire anormalmente gonfi e pieni di liquido. Questo edema polmonare acuto può svilupparsi come risposta alla mancanza di ossigeno e all'iperpressione nel torace durante i tentativi disperati di respirare. 4. Cianosi. La colorazione bluastra della pelle, soprattutto intorno a labbra e unghie, può indicare una mancanza di ossigeno nel sangue, ipossia, sebbene questo segno possa non essere sempre presente. 5. Assenza di segni di lotta. In alcuni casi, soprattutto se la vittima è stata presa di sorpresa nel sonno o se era inabile a difendersi, potrebbero non esserci segni evidenti di lotta o resistenza. 6. Segni sui tessuti del cuscino. Anche se non sono direttamente sul corpo della vittima, residui biologici come saliva, muco o tracce di pelle possono rimanere sul cuscino e servire come indizi durante le indagini. 7. Cambiamenti microscopici. L'esame dei tessuti sotto microscopio può rivelare segni di ipossia nei tessuti cerebrali o altri cambiamenti cellulari indicativi di asfissia.
È importante notare che molti di questi segni non sono univoci dell'asfissia da soffocamento con un cuscino e possono presentarsi anche in altri tipi di morte per asfissia. Per questo motivo, l'interpretazione dei risultati dell'autopsia deve essere condotta con cautela in considerazione dell'insieme delle prove disponibili e delle circostanze del caso. Inoltre, l'assenza di segni evidenti non esclude necessariamente la possibilità di un soffocamento, rendendo cruciali le indagini supplementari e le tecniche forensi avanzate. Sebastiano da subito dirà di non aver toccato nulla in casa, che anche il letto è come lo ha lasciato Lily e ci farà vedere con tanto amore il suo cuscino. Fino a gennaio questo cuscino di Lily continuerà ad essere al suo posto, era un cuscino classico dalle misure 70x50. A un certo punto ci si accorgerà che il cuscino manca, è sparito. Di ciò si inizia a parlare molto sotto i video di questo canale, ci si chiede la ragione di questo ennesimo mistero. Sebastiano avrà forse cambiato idea ed invece di una borsa di studio ha messo il palio un cuscino da studio? Dopo queste discussioni nel canale di Eder, come per magia, il cuscino di Lily, così lo definisce Sebastiano, riappare ma ovviamente ha mutato colore e forma, è un cuscino più piatto, quadrato. Probabilmente un 80x80 tipo quelli tedeschi. Va notato che più volte Sebastiano in TV ribadisce che questo è il cuscino di Lily ma noi sappiamo che non è vero. Perché? Ma soprattutto, perché è sparito quello originale, il vero cuscino con cui Lily dormì l'ultima notte? Metto il suo cuscino, il suo pigiama. Quando mi metto a letto, guarda, io ho il suo cuscino, le sue cose. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.